un po' meno, è più grosso che si braccia. Sei cilindro, 4. Bello fiammante anche questo, numero 20, Leonelli Samuele da Filo, anche lui comincia a calare le marce nel momento più critico, però un buon tempone. Con la partenza Toys Agrotron, bello veloce, marce scocciolate una dietro l'altra senza problemi, e non ne mettiamo più perché ha capito che fosse il caso di iniziare a calarle. Si inizia il gruppo si inizia a spostare. Il Massey Ferguson, la voce grossa questo, Esatto, Carpini Mario da Bagnacavallo col suo cavallo d'acciaio. Guarda, le telecamere grosse hanno trovato subito il suo. Adesso va! Bella la volta del 160 barra 90, il fratello per lo scarico e qui con il niente di buono Spadino con il suo Gianni Robertatti col suo Frankenstein. Dai Gianni, dai De gas! È tutto così, è tutto gas! No, aspetta! Oh, ecco la marcia e c'era così! Sembra un giocato del Transformers e invece il suo fattore che usa il suo Belarus Triniter, se non mi sbaglio. Vediamo che tempo stacca, il tempone è importante. Vabbè. 44 e 20 con Tassoro. Esatto, è l'unico che vediamo come si comporta. Un po' di cattiveria ci vuole. Bella. E adesso comincia la parte difficile. Comincia la parte difficile, l'M, il Massey Ferguson arriva alle 4.0 della pista e sono stati da mettere in Puma Case. Pardon, che programma utilizzare, poi utilizziamo del software per fare queste cose. Esatto, e lui si sente neanche vabbè, qua in tutto si sente, ma qui arriva la stacca un tempone, va via come il vento. Con la lucine, il case magnum
numero 5 di Mirko Piazza, cambio manuale questo, lì che tic lì comincia a diventare dura per tutti, il case non si arrende, il motorone bello pieno. Vediamo il tempo, 28, 29, 31 e Morsi con il suo case a mani, un bello carico, numero 4. Aspetta il momento buono, eccolo il momento buono, carico lo conosce bene lì che gli parla, anche il dice che vota. Marina Terme, i suoi compagni di squadra hanno fatto pinco nella categoria fino al 30, voce grossa, senti la carola, 9.000 centimetri cubici che urlano. Anche questo è stroke al minimo, marmita sicuramente non originale, ma un bel tubo acciaio inox che si sente la voce del 6 cilindri Fiat Powertrain. Salita di frequenza, si è mancato la donna, come potete vedere, con Corina siamo già fuori 23, 24 e 18, per tira giù una marcia. Michele Plastice! Pronti! Ci siamo? Minuti interminabili, secondi velocissimi, poi in pista. Andiamo a prendere i giri, schieriamo la voce piena. Tutto problem probabilmente, peccato.